Telespettatori siciliani, ben ritrovati con il nuovo numero di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto appuntamento ogni settimana in diretta su Sesta Rete di Catania per parlare dei campionati dilettantistici, dal campionato di Serie D sino alla seconda categoria. Appuntamento prenatalizio, si sono giocate moltissime partite, praticamente tutti i campionati dilettantistici, tranne il campionato di interregionale che si è giocato nella giornata di sabato. Un saluto lo rivolgiamo subito alla nostra penaltina. Buonasera e buona domenica. Lorena, che ha preparato tra l'altro la coreografia del video finale che ci accompagnerà per le prossime 2 settimane, oltre a quella di oggi. Oggi siamo tutti molto allegri. Siamo molto allegri, d'altra parte è Natale, quindi insomma siamo decisamente tutti molto allegri e anche molto più buoni soprattutto. Impostazione internet, Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato. Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ettore, cominciamo. Ci siamo riusciti però a farti mettere il cappellino di Natale. Diciamo che abbiamo trovato il giusto compromesso. Benissimo, perfetto. Diamo subito i nostri riferimenti: il nostro profilo Facebook è Programma Penalty, il nostro sito internet è www.programmapenalty.it e il nostro indirizzo email è info@programmapenalty.it. Perfetto, tra pochissimo parleremo del campionato di interregionale, ma andiamo subito a presentare anche i nostri 2 ospiti con i quali avremo modo anche chiaramente di parlare del campionato di eccellenza e di interregionale, anche se loro insomma in un certo senso vivono anche da protagonisti il campionato di promozione. Parliamo del mister Roberto Aiello che ritorna, mister dell'Atletico Catania. Buonasera. Ciao Roberto. Buonasera. E un saluto anche al difensore dell'Atletico Catania, Cristiano Conti. Buonasera. Ciao Buonasera. Cristiano. Oggi è andata bene, mister? Sì, Parliamo del campionato di promozione, vittoria sullo Scicli 3-2. 3-2 è una vittoria. Sudata? No, sudata, eravamo in vantaggio di 2 gol. Pensavo che eravate già in atmosfera natalizia. No, eravamo in vantaggio di 2 gol, poi secondo tempo forse siamo entrati un po' molli. Pareggiano 2-2, poi sul fine della partita abbiamo avete ripreso la vittoria in del mano. 3-2 in 10 uomini, perché c'è sempre un'espulsione. Quindi doppia soddisfazione. Allora, Lorena. Sì, adesso mandiamo il primo sponsor di penalty e ci vediamo tra pochissimo, sempre qui. Vi aspettiamo. Campionato interregionale, parliamo del girone I, il girone meridionale, il girone tutto siciliano e calabro, e lo facciamo subito con i risultati della 17ª giornata insieme a Lorena. Ad Acireale Licata 1-2. Ad Agropoli batte San Biase 1-0. A Messina, città di Messina, Vibonese 1-1. A Paola, comprensorio Montalto, Palazzolo 0-2. A Caltanissetta, Nissa, Messina 0-4. A Noto, Cavese 0-0. A Ragusa batte Cosenza 4-1. A Ribera, Gelbison 3-1. E a Torre Annunziata, Savoia, comprensorio Normanno 2-1. La vittoria sonante del Messina a Caltanissetta fa sì che la squadra balza da sola in vetta in classifica, dato che la squadra del Cosenza perde a Ragusa. Ma guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo Messina con 38 punti, segue Cosenza 35, Gelbison 34 punti, comprensorio Montalto 29, Ribera 27 punti, Licata e Savoia 26. Comprensorio Normanno, città di Messina, Vibonese e Ragusa 25 punti, Agropoli 20, San Biase 19, Cavese 18 punti, Palazzolo 16, Acireale 11, Noto e Nissa ultimi in classifica con 7 punti. Ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3. È da sottolineare che nella scheda c'è stato un piccolo errore, il Messina è in testa con 38 e non con 35, sì. Ma comunque nulla cambia. Vi diamo lettura anche a questo punto del prossimo turno che si giocherà subito dopo Capodanno, per l'Epifania per essere esatti, giorno 6 gennaio 2013. Questi gli incontri della 18ª giornata. Acireale Messina, città
Città di Messina Gelbison, Noto Licata, Nissa Cosenza, Comprensorio Normanno Palazzolo, Agropoli Cavese, Savoia Ragusa, Ribera San Biase ed infine Comprensorio Montalto contro Vibonese. Prossima giornata abbastanza interlocutoria e vediamo come rientreranno le squadre dopo la pausa di Capodanno. Carmelo. Sicuramente un Natale amaro per le due etne, sia per la Cireale sia per il Paternò. Entrambe hanno in comune il fatto di non aver sfigurato nei rispettivi impegni. La Cireale, ormai imbottito di giovani, sta cercando di concludere questa stagione nel migliore dei modi. Ieri ha perso 2-1 al Tupparello con il Licata. Licata non ha rubato niente, la Cireale ha provato a tenere il campo finché ha potuto, era sotto 2-0, poi sul 2-1 ha provato in una disperata rimonta nel finale, non ci è riuscito. Discorso simile per il Paternò, che ha subito 2 reti nel primo tempo, poi un gol di Garufi ha provato a riaprire la contesa, ma è stato troppo tardi e non c'è stato nulla da fare. Per il resto la copertina è tutta per il Ragusa di Beppe Anastasi, che trascinato da un grande Foderaro, autore di una doppietta, ha superato 4-1 i silani e ha regalato di fatto il titolo d'inverno al Messina, che ha passeggiato al Tomaselli di Caltanissetta, ha vinto 4-0 con in mostra i 2 nuovi attaccanti, doppietta di Chieri e il gol di Savanaro. Credi che la Nissa abbia un po' mollato, che abbia un po' insomma capito che le difficoltà in questo campionato sono notevoli e quindi la possibilità di rientrare nei play-out è difficile? La Nissa credo proprio che ha mollato. Di fatto la nuova società, che era nata nelle scorse settimane, ha fatto un passo indietro, la squadra nelle mani del sindaco, non c'è un vero e proprio progetto. Guardando la parte bassa della classifica bisogna temere anche per la Cireale. L'obiettivo minimo dei Granata è quello di evitare il penultimo posto, ma il Noto, che ieri ha pareggiato in casa, ha voglia di riprendersi, è vivo. Ieri ha pareggiato in casa con la Cavese, ha preso un attaccante importante che a Starita, ha richiamato il difensore Nigro, quindi fra quelle le siciliane della parte bassa della classifica sicuramente darà margini di ripresa, e quindi questo è il quadro. Il Ribera con questa vittoria, anzi con questa vittoria importante con la Gelbison, si ritrova diciamo inserita nel novero delle squadre che possono aspirare a questo punto ai playoff. Hai fatto bene a sottolinearlo, Ettore, perché il Ribera ieri ha compiuto sta facendo un campionato straordinario, e il 5° posto al Giro di Boa è il premio giusto per la squadra di Bruccoleri, che ieri ha compiuto una grande impresa, perché ha battuto il Casa e il Gelbison con una prestazione perfetta, doppietta di Omolade, non ha sbagliato nulla la formazione agrigentina, che sta facendo un grande campionato. La salvezza è ipotecata. Per vedere se potrà fare qualcosa di più dobbiamo però aspettare qualche settimana. È vero. Volevo sentire un attimo mister Aiello, questa Cireale ormai credo che abbia veramente grossissime difficoltà, e crediamo, e noi tutti ci auguriamo, insomma, che possa quantomeno sperare di entrare, come ha detto bene Carmelo, nel gruppo che poi andranno a disputare il raggruppamento dei play-out. Mentre invece mi sorprende questo Licata che sale, questo Cosenza che cade a Ragusa, ma una parola bisogna spenderla sul Messina. Penso che il Messina è la squadra che alla fine vincerà questo campionato, perché è una squadra fatta con uomini importanti, fatta da un direttore generale, quale è lo Monaco, e penso che il Messina alla fine la affonderà. Quindi il ritorno nei professionisti a questo punto è quasi certo. Certo, ma è anche giusto, perché dopo tanti anni di gavetta è giusto che il Messina ritorni nel campionato che compete. Però speriamo che a questo punto ci sia una buona organizzazione societaria, perché non dovrebbe andare come è andata poi nelle passate annate. Dispiace tanto vedere la Cireale nei bassi fondi della classifica, perché quando non si fanno dei progetti all'inizio, io penso che la Cireale ha una cornice di pubblico che merita palcoscenici più importanti, però non esiste ad Cireale un imprenditore, qualcuno che possa rilevare questa società. Mi sembra una cosa impossibile. Carmelo, proprio sulla Cireale, se mi permetti, io volevo fare un appunto importante, cioè bisogna rendersi conto a questo punto che non bisogna guardare al passato, come spesso secondo me succede nella realtà acese, e pensare invece a costruire un futuro, cioè bisogna pensare che ormai
Quello che è stato, bisogna rimboccarsi le maniche, trovare qualche imprenditore pronto a ricostruire un po' il progetto della Ciriale. Non dico che possa ritornare ai fasti di Barbagallo Rapisarda, però quantomeno che possa vivere in una maniera serena e tranquilla, in fondo una categoria che gli può anche appartenere, quella dell'interregionale, perché poi nei professionisti è tutto un altro discorso adesso in questo periodo. Non so se sei d'accordo in quello che dico. Sono d'accordissimo con te, sottoscrivo, però ti devo anche dire che in questa, perlomeno ieri al Tupparello il pubblico ha sostenuto il coraggio comunque di questi ragazzi che un po' all'avventura, un po' con grande coraggio stanno affrontando il campionato di Serie D senza avere l'esperienza adeguata. Quindi comunque sia nelle ultime settimane un po' il pubblico si è ravveduto, nel senso che cioè, si è reso conto delle difficoltà. Il problema, Ettore, invece è a monte, non c'è un futuro, perché non sembrano esserci trattative, gruppi economici disposti ad accollarsi il calcio acese. Quindi... Il grande problema non soltanto della Ciriale, ma in genere di moltissime società dilettantistiche, e questo ormai veramente è diventato il tema dominante. Ci dobbiamo fermare? Sì, mandiamo la pubblicità, non cambiate canale. L'appuntamento domenicale in diretta alle 19 su Sesta Rete si chiama Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in replica anche dopo le 23, in replica nella mattinata del lunedì a partire dalle ore 8:30. Da sottolineare anche che nella giornata del lunedì ci potete seguire anche in buona parte della Sicilia nelle numerosissime televisioni appunto che ripetono il nostro programma. Allora, dobbiamo a questo punto parlare del campionato di eccellenza. Diamo subito i risultati della classifica del girone A. Lorena. Ad Alcamo Bagheria 2-0. A Castelvetrano Folgore e Selinunte batte Camarat 1-0. A San Giovanni Gemini Leon Fortese 4-1. A Casteltermini Atletico Campofranco batte Mazzara 3-1. A Marsala Parmonval 2-1. A San Cataldese Raffadali 3-1. A Monreale Riviera Marmi 2-3 e ad Agrigento Acragas batte Valderice 3-0. Con questa ennesima vittoria della squadra di Rigoli, adesso i punti di distacco con la seconda sono ben 11. Questa la classifica comunque completa di questa settimana. Ancora in vetta troviamo Acragas con 46 punti, segue Atletico Campofranco 35, San Giovanni Gemini 34 punti, Riviera Marmi 31, Raffadali 27, Camarat 25 punti, Alcamo 23, Leonfortese 21 punti, Parmoval 20, San Cataldece 17 punti, Folgore Selinunte e Mazzara 16, Bagheria 14 punti, Valderice 12, Monreale 11, ultima in classifica troviamo ancora Marsala con 7 punti, ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. La prossima settimana non si giocherà perché c'è la pausa di Capodanno, mentre invece si riprenderà giorno 6, giorno dell'Epifania. Questi gli incontri che si disputeranno e sarà la 17ª giornata. Riviera Marmi Acragas, Parmonval Alcamo, Camarat Atletico Campofranco, Leonfortese Folgore Selinunte, Bagheria Monreale, Valderice San Giovanni Gemini ed infine Mazzara San Cataldese. Carmelo, che dire, 11 punti, ormai il campionato praticamente secondo me è chiuso. La partita di fatto oggi l'Acragas aveva un impegno molto semplice contro il Valderice, terzultima forza del campionato, un grandissimo Arena ha trascinato i biancazzurri ed è arrivata la 15ª vittoria su 16 gare. Il bello, Ettore, il dato che secondo me va sottolineato è che comunque l'Acragas fa cose straordinarie, ma anche le altre comunque continuano a camminare perché ha vinto l'Atletico Campofranco. Delle inseguitrici l'unica che ha perso è il Raffadali che ha ceduto 3-1 sul campo di una rediviva San Cataldese. Infatti, bene, a questo punto io la battuta la devo fare sempre come al solito con l'ospite sull'Acragas e la devo fare anche a Roberto. Questo Acragas è veramente un rullo compressore, ormai non stupisce più nessuno e a questo punto credo che si rincorre il record assoluto di vittorie. Penso proprio di sì, cioè l'Acragas è una squadra che
è stato costruito per vincere il campionato, cioè ha preso un allenatore come Pino Rigolo, un allenatore vincente, e a questo punto dico giocatori vincenti, l'Agragas vincerà questo campionato. Sono contento invece che il Marsala, sì. Penso che questa sia la seconda vittoria consecutiva. Sì, si è risvegliato. Si è risvegliata perché forse in società si è mosso qualcosa. Quando si parla di tradizione, no? Poc'anzi parlavamo della Ciriali, anche il Marsala ha una bella tradizione e vederla così, insomma, rischiavamo Sì, ma penso che hanno fatto un po' qualche cosa per la squadra. Si sono riorganizzati. Comunque, Ettore, sull'Agragas, parentesi. Leggevo in settimana che dalla Serie A alla promozione nessuno meglio dell'11 di Rigoli. Record nazionale. È già un record nazionale. Ci arriverà a battere questo record. Secondo me al termine di tutti i gironi d'andata. Ci riuscì il Paternò? Sì. Ci informeremo, prenderemo notizie. Al termine del girone d'andata dalla Serie A alla promozione in Italia nessuno meglio di Rigoli e dei suoi ragazzi. Perfetto. E passiamo adesso al girone B del campionato di eccellenza, guardiamo chiaramente i risultati e la classifica. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea, Aci Sant'Antonio 0-1. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca batte Atletico Gela 5-0. A Vittoria Rosolini 3-0. Ad Avola, Real Avola, Comiso 1-0. A Modica Mazzarrà 1-1. A Mister Bianco Orlandina 0-0. A Piraino Due Torri batte San Gregorio 4-1 e a Brolo Tiger Taormina 3-0. Adesso sono soltanto 2 punti di distacco del Due Torri nei confronti dell'Orlandina, che comunque continua ad essere leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica. Prima in classifica Orlandina con 30 punti, segue Due Torri 30. Nuova Igea, Modica e Aci Sant'Antonio 28 punti, Vittoria 27, Mazzarrà 26 punti, Tiger 25, Mister Bianco 23 punti, Real Avola 20, Taormina 19, San Gregorio 18, Atletico Villafranca 13 punti, Comiso e Rosolini 10 e Atletico Gela 9 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Devo specificare che l'Orlandina è con 32 punti, non con 30. Benissimo. Ok, e diamo lettura anche in questa occasione delle prossime partite che si svolgeranno giorno 6, giorno dell'Epifania, quando si ritornerà in campo poi tutti i campionati dilettantistici. Questi gli incontri: Mazzarà Atletico Villafranca, Taormina Vittoria, Rosolini Due Torri, Aci Sant'Antonio Mister Bianco, San Gregorio Modica, Atletico Gela Nuova Igea, Orlandina Real Avola ed infine Comiso contro Tiger. Carmelo, questo girone continua comunque ad essere pieno di sorprese. Oggi insomma il Due Torri batte in maniera abbastanza netta il San Gregorio, però l'Orlandina non riesce ad andare al di là del pareggio. Sì, partiamo dal fatto che comunque con alti e bassi sarà un Natale positivo invece per le 3 squadre catanesi. La copertina oggi è tutta per l'Aci Sant'Antonio di Salvoricca, che è andata ad espugnare niente poco di meno che il Dalcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. Squadra insomma di una certa caratura. Tra l'altro la formazione giallorossa stava ingranando nelle ultime settimane, credo abbia fatto 7 punti nelle ultime 3 partite fino ad oggi, con il gol di Sant'Anna, uno dei giovani più interessanti della formazione di Salvoricca, ha ottenuto questa impresa. Ieri sera invece, Ettore, mi colpiva un post su Facebook di mister Marco Coppa, che pubblicamente sui social network ha lodato i suoi ragazzi per la grande prestazione ieri del mister Bianco, che ha fermato la capolista e lo ha fatto anche nell'ambito di una prestazione importante. Campionato apertissimo, Orlandina e Due Torri vengono separate da soli 2 punti e sarà un bel duello. Invece continua a frenare il Modica, che impatta in casa 1-1 contro il Mazzarrà. Non basta il gol all'esordio del bomber Carbonaro, mentre invece vince il Vittoria 3-0 con il Rosolini. La notizia è che non segna D'Agosta, ma segna l'altro attaccante Ibleo della rosa di Campanella, doppietta di Rametta. Perfetto, fa piacere vedere l'Aci Sant'Antonio alto in classifica, perché hanno una bella struttura, una società abbastanza organizzata, mister credo rampante, giovane, che vuole mettersi in gioco. Un giovane allenatore che si vuole mettere in gioco, come dici tu.
E poi soprattutto un gruppo già compatto, perché da qualche anno che gioca insieme. C'era la famosa squadra dell'anno scorso che ce l'aveva l'altro allenatore Marchetti. Questo gruppo si conosce da diversi anni, poi con l'innesto di qualche altro elemento si trova in queste posizioni. Questa, a differenza del girone A, penso che più battagliero e vive nell'incertezza totale. Fino alla fine. Meglio così, però, no? Sì, io volevo scambiare una battuta con Cristiano Conti, che è un difensore dell'Atletico, e poi tra l'altro ho scoperto che non è il tuo ruolo originale, il mister ti ha cambiato ruolo in questa stagione da attaccante, forse, no? Sì. Eri attaccante, sei diventato adesso un difensore. Un esterno alto, e adesso mi ritrovo lì a difendere. Benissimo, bisogna ma essere... non è vergogna. Non è vergogna. Assolutamente. Bisogna essere duttili. Io credo che poi un allenatore, se vede in quella maniera, sicuramente vede in positivo, non vede in negativo, no? Sia per te che per la squadra. Dico bene, Roberto, è ottimo, no? Nella fase difensiva sta andando benissimo, quindi oltretutto si meglio propone così, meglio così. Margine di miglioramento. Segui il campionato di eccellenza? Indirettamente all'Orlandina, Due Non Torri? tanto, Non tanto. Che classe sei? Che anno sei? Al quarto. No, dico di età. 95, quindi sei juniores, Sì. quindi a dimostrazione che comunque è importante valorizzare i giovani. L'Atletico questo lo sta facendo. E credo che questo deve essere anche un buon auspicio per molte squadre dell'eccellenza, no? Perché poi alla fine se ci sono i giovani si può creare un futuro anche e soprattutto giochiamo con una difesa, compreso il portiere Colonna. Giochiamo con una difesa con un'età media di 19 anni. E quindi meglio con il nostro capitano Pandolfo Angelo, che è il nostro capitano, che ha 21 anni. Quindi già anziano. Il problema, mister, è sempre quello, il bivio. Se i giovani giocano perché sono buoni oppure perché c'è la regola per cui devono giocare per forza? No, non credo che giochino soltanto. Non parlo del vostro caso specifico. Noi siamo un caso a parte, penso che molte società dovrebbero fare come facciamo noi. Ma non lo fanno. Da quest'anno. Perché l'Atletico dell'anno scorso lasciamo stare. Questo discorso qui che dice Carmelo, però, secondo me deve essere rivolto soprattutto a moltissime squadre del campionato di eccellenza, dove invece regna diciamo un'anzianità esagerata, secondo me. Poca valorizzazione, se non quella minima obbligatoria. Poi il resto, molte società si affidano. Ettore, ti posso dire che man mano questa cosa sta cambiando. Sta cambiando perché bene. non ci sono più gli anziani, cioè che fino a qualche anno fa c'era un gruppetto che ormai girava, ormai questi qua stanno uscendo fuori di scena. E allora è meglio affidarsi ai giovani. Oltretutto a 20 anni penso che già è un'età matura per andare a giocare in queste categorie. Infatti. Benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato di interregionale, ai 2 gironi del campionato di eccellenza. L'impegno di Carmelo si ferma qui. Chiaramente per te ci sarà una pausa anche per Capodanno, perché ci rivedremo tutti insieme giorno 6, anche se poi giorno 30 ci sarà una puntata un po' speciale di penalty, perché rivedremo tutte le varie rubriche di Sport Story che si sono alternate in queste puntate da quando abbiamo iniziato lo scorso anno. Ti ringrazio Carmelo, ti auguro buon Natale, anche se poi rientrerai nella parte finale perché ci sarà il taglio del panettone. Sì, io ne approfitto velocissimamente per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori, a tutti quelli che amano il calcio, dalla Serie A alla terza categoria, passando per il calcio internazionale. Quindi auguri, buon Natale e buon 2013. Mi hanno detto che sei anche un buon mangione di panettone, però non esagerare questa me la cavo, mi difendo. Va benissimo. Salutiamo Lorena, invece, che non la rivedremo nella parte finale. Purtroppo no. Mentre invece ti rivedremo chiaramente giorno 6. Mi rivedrete sempre. Benissimo, ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, a tra poco. Rientrati in studio e adesso abbiamo la presenza di Giada Di Mauro. Ciao Giada, ciao a te, la nostra buona domenica a altra tutti. penaltina, che è diventata ormai una star, devo dire, no, molto seguita. Magari. Ma tutte, devo dire, le 2 penaltine sono molto amate dal pubblico sportivo, infatti arrivano un sacco di email, di complimenti, vi vogliono tutte conoscere. Ormai però stiamo diventando una grande famiglia. Sì, infatti. Impostazione internet, adesso che parliamo del campionato di promozione abbiamo Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buona domenica a tutti. Che da qualche settimana a questa parte si è preso il vizio di arrivare sempre in ritardo, però noi lo perdoniamo perché comunque è sempre molto puntuale e preciso negli aggiornamenti. Essere un inviato per le partite è vero, questo. però
sempre puntuale per quanto riguarda i risultati e le classifiche appunto sui campionati che lui tratta, essendo il commentatore ufficiale all'interno della trasmissione Penalty. Campionato di promozione, sono successe parecchie cose? Sì, Così, prima di andare nel dettaglio? Sì, abbastanza. L'Atletico oggi nel girone D ha vinto, quindi si aggrappa ed entra ufficialmente nella zona playoff. È importante lo scontro al vertice vinto dalla San Pio contro lo Scordia. Ma mentre andiamo a invece vedere negli i altri risultati. Il Profavara. Profavara sempre in testa alla classifica, ma comunque andiamo a vedere gli altri gironi, magari andiamo a parlarne Sul un po'. dettaglio. Benissimo, e allora andiamo subito con i risultati del campionato di promozione. Parliamo del girone A, giunto alla sua 16ª giornata. Questi i risultati e le classifiche. A Salemi, Canicattì 2-0. A Mazzara del Vallo, Carini batte Campobello di Mazzara 2-1. A Cianciana Strasatti 2-0. A Mussomeli Partini Caudace 4-0. A Trapani Profavara batte Dattilo 3-1. A Corleone Atletico Corleone Sciacca 3-1. Ad Aragona Seradifalco batte Aragona 2-1. A Terasini Scanderberg Piana batte Terasini 2-0. Il Profavara vince fuori casa e continua ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Questa è la classifica completa. E si invetta ancora con ben 37 punti, seguito da Salemi e Seradifalco con 31. Cianciana 27, Sciacca e Dattilo 26 punti. Aragona 23, Canicattì, Atletico Corleone, Carini 22, Strasatti e Mussomeli 21, Terasini e Scanderberg Piana 14, Campobello di Mazzara 13 e Partini Caudace 8. Benissimo, parliamo adesso del girone? Adesso parliamo del girone B. Perfetto, lo facciamo subito perché è un girone messinese sempre molto importante, perché c'è anche l'Igea Virtus, che è una vecchia blasonata dei campionati professionisti. Risultati della 16ª giornata lo facciamo subito insieme alla nostra Lorena, no, Giada. Ecco. Succede. Ok, non ti preoccupare. A Milazzo, Sacro Cuore Milazzo, Cus Palermo 1-0. A Capo d'Orlando, Rocca di Caprileone Cefalù 2-1. A Galati Mamertina Equip Palermo 4-1. A Cerda, Igea Virtus batte Montemaggiore 2-1. A Palermo, Delfini Vergine Maria Patti 6-2. A Spadaforese Real Calcio 2-0. A Collesano Sant'Agata 2-2. A Terme Vigliatore, Ciappazzi, Torregrotta 1-1. Rocca di Caprileone ancora in testa in questo girone, oggi ha vinto in casa contro la squadra palermitana del Cefalù, ma vediamo la classifica al completo. Rocca di Caprileone è in vetta con 37 punti, segue Igea Virtus 33, Cefalù 32, Spadaforese 31, Sacro Cuore Milazzo 28, Torregrotta e Ciappazzi 24, Montemaggiore 23, Mamertina 20, Real Calcio, Cus Palermo e Sant'Agata 18 punti, Collesano 11, Equip Palermo 9, Patti 8 e per finire Delfini Vergine Maria con soli 7 punti. Ricordiamo che Real Calcio e Sant'Agata hanno una partita in meno. Allora, girone A e girone B, il commento subito di Alessio Di Mauro. Allora, partiamo dal girone A. Il Profavara si consolida in testa alla classifica, vince a Trapani contro il Dattilo per 3-1 e mantiene un vantaggio di 6 punti su Salemi e Seradifalco, entrambe tra l'altro vittoriose contro Canicattì e Aragona. Il prossimo turno il Profavara sarà impegnato in casa contro il Salemi, mentre il Seradifalco ospiterà il Terrasini. Per quanto riguarda invece il girone B, Rocca di Caprileone è sempre in testa alla classifica, vince in rimonta contro il Cefalù e consolida sempre la prima posizione. Il Cefalù viene scavalcato a sua volta dall'Igea Virtus, che vince contro il Montemaggiore,
e si conferma seconda forza del campionato. Prossimo turno abbordabilissimo per il Rocca di Caprileone, che andrà a far visita all'Equipe Palermo, mentre l'Igea Virtus sarà di scena contro la Spada Forese in un match in chiave playoff. Una battuta con mister Aiello: questo girone messinese è un girone importante, a parte perché c'è l'Igea Virtus, ma credo perché comunque attualmente la realtà calcistica messinese è in grande fermento. Appunto, sì, vedi il Messina, Il Città di Messina, il Città di Due Torri, Messina, sì, Orlandina, è la stessa tutto Igea. localizzato là. Evidentemente in questo momento c'è anche una certa liquidità, no? Perché poi alla fine se non c'è una liquidità di cash, di soldi, denaro, per intenderci, perché non ci dobbiamo mai nascondere, Roberto, lo abbiamo detto in questa trasmissione, se non c'è una stabilità economica il calcio in questo momento non può esistere. Non si può fare, non si può fare. Non si può fare. Senti, come vedi Rocca di Caprileone nei confronti della Igea Virtus? Chi potrebbe alla fine riuscire a portarsi via il primo posto e quindi passare in eccellenza? Ma penso l'Igea Virtus. Alla fine i valori di un'esperienza, no? Di un'esperienza, poi il blasone che il blasone c'è, a questo aiuta punto tantissimo. penso proprio di sì. Prontissimi anche per gli altri due gironi del campionato di promozione, girone C e girone D. Iniziamo con il girone D con i risultati della 16ª giornata. A Giarre, Real Giarre, Enna 8-0. A Nicosia, Pistunina batte a Gira Nissoria 1-0. A Nicosia, Randazzo batte Nicosia 3-2. A Fiumefreddo di Sicilia, Fiumefreddese, Real Belpassese 0-0. A Calascibetta, San Sebastiano, Real Santa Venerina 4-0. A Via Grande, Sport Insieme 1-0. A Messina, Riviera dello Stretto, Troina 0-0. Il Belpasso riposa. In testa abbiamo due squadre, San Sebastiano e Via Grande, anche se però il San Sebastiano ha una partita in meno. Questa comunque è la classifica della 16ª giornata. San Sebastiano, Via Grande 31 punti, Randazzo 29, Pistunina e Real Giarre 28, Real Belpassese 27, Belpasso 25, Fiumefreddese 22, Agira Nissoria, Riviera dello Stretto e Troina 16, Sport Insieme 15, Nicosia 10, Real Santa Venerina 9, Enna 1, lo scommettendo esclusa dopo 4 rinunce. Ricordiamo che Pistunina e San Sebastiano hanno una partita in meno, mentre Enna ha ben 3 punti di penalizzazione. Alessio, punto della situazione in questo girone C del campionato di promozione. Sì, come avevate detto prima, il San Sebastiano, pur avendo una partita in meno, rimane in testa alla classifica a quota 31 punti, assieme alla Via Grande. Oggi la curiosità è che le prime 5 in classifica hanno vinto tutte, quindi la classifica è rimasta invariata. Tra l'altro però per la prima volta forse il Belpasso e la Real Belpassese escono addirittura dalla zona playoff. Infatti dopo un avvio fulminante dei due Belpasso, adesso si ritrovano proprio a ridosso della zona pagando, playoff. Diciamo, l'impatto Lo di categoria iniziale, adesso. sì. Cambiano i programmi, mi dice Roberto. Sì, sicuramente probabilmente sì. Nel mese di dicembre. A dicembre, anche perché poi c'è il calciomercato che... Sì, perché si parte con degli obiettivi, poi nel mese di dicembre se tu non arrivi con quegli obiettivi allora cambia tutto. Cambia tutto. Cambia tutto, anche perché poi bisogna tenere il passo mi delle meraviglia altre. ancora l'Enna che continua questo calvario. La scommettendo è scomparsa. E penso che anche l'Enna a questo punto è inutile continuare. Praticamente se perde la prossima partita viene esclusa perché ha già, se non sbaglio, 3 sì, ma io dico a questo punto che cosa si aspetta? La cordata? Cioè, la cordata si prende la squadra che no, non la prenderà mai. Non la prenderà mai. Tra l'altro proprio l'Enna ci sono indiscrezioni che riportano che il presidente prenda giocatori anche non tesserati e li schiera in campo. È incredibile. Vabbè, questa intanto è poca sportività e poi soprattutto veramente il campionato diventa assolutamente falsato. No? Assolutamente falsato. Oltretutto si può incorrere anche dei pericoli perché gente che non è allenata va in campo, si va a fare la partita,
potrebbe andare incontro a qualche situazione in questo negativa. girone, nella giornata di oggi, mi ha sorpreso in positivo la vittoria del Randazzo a Nicosia, Alessio. Sì, il Randazzo si è posizionato lì, terzo in classifica, ha vinto a Nicosia per 3-2 e si rilancia nelle zone alte della classifica. Questo, come abbiamo detto più volte, è sicuramente il girone più equilibrato. Infatti sono tante le squadre che possono vincere questo torneo, proprio a dimostrazione che questo, appunto, l'equilibrio regna in questo girone. Il Randazzo può essere considerato una di queste. Benissimo. Allora, prima di parlare del girone D e quindi insomma toccare con mano la realtà dell'Atletico Catania, che comunque sta facendo un grandissimo campionato, ci dobbiamo fermare, se non sbaglio, un altro break? Sì, un altro sponsor di penalty e quindi guardiamo insieme. Girone D del campionato di promozione, così chiudiamo il gruppo dei 4 gironi del campionato appunto di promozione, lo facciamo insieme alla nostra Giada, parliamo della 16ª giornata. A Santa Croce Camerina, Città di Augusta batte Santa Croce 2-1. A Caltagirone, Mascalocia 1-0. A Mascalocia, San Pio X, Scordia 4-1. A Niscemi, Ellenica batte Real Niscemi 2-0. A Siracusa, Enzo Grasso, Real Ragusa 1-0. Ad Acicatena, Aci San Filippo, Sant'Angelo Licata 3-3. A Catania, Atletico Catania batte Scicli 3-2. A Siracusa, Rarinantes, Sporting Battiati 1-0. Seppur perdendo, lo Scordia comunque rimane sempre in vetta in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Sì, lo Scordia rimane in vetta con 38 punti, seguito da San Pio X 35, Città di Augusta 31, Enzo Grasso 28, Atletico Catania 26, Scicli 24, Real Ragusa e Aci San Filippo 23, Santa Croce 22, Sant'Angelo Licata 20, Rarinantes 19, Caltagirone ed Ellenica 17, Sporting Battiati 16, Mascalucia 9 e Real Niscemi 3. Atletico Catania ha un punto di penalizzazione. E proprio dell'Atletico Catania possono già partire le immagini della vittoria nei confronti dello Scicli per 3-2, il commento lo affidiamo chiaramente ad Alessio che ha visto anche la partita, poi abbiamo anche il mister, insomma ci potrà dare anche lui il termometro di questa partita vinta appunto dalla squadra catanese. Sì, un Atletico Catania devastante, si sbarazza seppur con qualche difficoltà di un Ostico Scicli battendolo per 3-2. La formazione di Aiello con questa vittoria supera i diretti avversari aggrappandosi saldamente alla zona playoff, lanciando un serio messaggio alle dirette concorrenti. Per lo Scicli un primo tempo da dimenticare, sotto di 2 reti la formazione di Orlando è riuscita nella ripresa a ristabilire le sorti del match per poi essere nuovamente punita allo scadere dalla rete di Intravaia. Le reti per l'Atletico Catania nel primo tempo sul rigore di Giuffrida procurato da Contarino, il raddoppio 3 minuti più tardi al 40° con un perfetto diagonale di Contarino sul secondo palo, poi il pareggio nel giro di 10 minuti di Donzella, autore di una doppietta che ristabiliva la parità sul 2-2 e poi all'85° Intravaia segnava il gol vittoria con un preciso colpo di testa che spiazzava il portiere ospite. Allora Roberto, una vittoria come hai detto già tu in apertura un po' sofferta perché all'inizio sul 2-0 sembrava tutto fatto, poi c'è stato questo ritorno dello Scicli che tra l'altro è anche un diretto concorrente eventualmente per la zona playoff, alla fine avete portato comunque a casa una vittoria che fa morale, che fa trascorrere sicuramente le feste di Natale in maniera molto più tranquilla. Però forse c'è qualcosa da rivedere anche poi dopo a gennaio appena rientrerete e ritornerete a battagliare su ogni campo. Sì, oggi vittoria importante contro uno Scicli che ci precedeva anche di un punto perché come tu ben sai in settimana è arrivata una sentenza del giudice sportivo che ci penalizzava. Io penso giustamente di un punto per situazione della passata stagione. Noi quest'anno i punti ce li stiamo guadagnando sul campo ed è assurdo che venga penalizzata una società che sta facendo tanti sacrifici per portare avanti questa categoria con quei tifosi che secondo me dove vai non ne trovi, con dirigenti importanti, vedi Giancarlo Napoli, voglio parlare un po' dell'Atletico Catania perché
è giusto che ne parli. Giancarlo Napoli, Alessandro Calvino, Andrea, tutto lo staff che collaboriamo tutti insieme, perché come tu ben sai all'inizio l'Atletico non si doveva iscrivere, poi con il sacrificio di queste persone, alla fine principalmente di due persone, Alessandro Calvino e Giancarlo Napoli, ci stiamo riuscendo e stiamo facendo anche bene. Però attenzione, ritornando al discorso che abbiamo detto per tutta la puntata, se non c'è la continuità si rischia poi alla fine di fare solo un lavoro momentaneo, non duraturo. Ma penso che io quest'anno ho fatto capire che bisogna lavorare con i giovani, perché è importante lavorare con i giovani perché ti danno più soddisfazione. E questo anche per la società, avere dei giovani in campo, il budget è più ridotto e si può fare calcio. È più facile, si può fare calcio. E uno dei giovani è appunto Cristiano, no? Cristiano Conti, che è molto contento alla fine, insomma, di partecipare a questo grande progetto nuovo, innovativo dell'Atletico Catania. Certo. Il settore giovanile dove l'hai fatto? Con la ragazzini generali e poi... Insomma, una squadra leader per quanto riguarda il settore giovanile, quindi hai fatto una buona scuola calcio sotto questo punto di vista. Sì. E poi l'esperienza con l'Atletico, certo è diversa rispetto al settore giovanile, insomma il campionato di promozione impegna di più anche mentalmente soprattutto. Senza dubbio. E secondo te dove può arrivare questa squadra? Ma con questa mentalità l'Atletico secondo me, non dico punta a vincere il campionato, ma i playoff alla portata. Sì, sì. Benissimo. Tra l'altro poi mister Aiello è abituato a gestire i giovani, quindi oggi ne è la dimostrazione vivente, perché anche lo stesso Conti può confermare, è stato adattato in un nuovo ruolo, sta dando anche di più, anche lo stesso Cristiano, e ci sono anche giovani come Pandolfo e altri che non nomino, ma comunque mister Aiello sta facendo un grandissimo lavoro all'Atletico Catania. Conosciamo insomma il valore di Roberto, non perché è qui presente, effettivamente poi alla fine il lavoro sui giovani gli ha dato sempre delle belle soddisfazioni sotto questo punto di vista. Questo sì, perché io vengo da quasi 10 anni di settore giovanile, ho iniziato nel 94 con i giovani, con tante belle soddisfazioni, cioè già lavorare all'inizio con i giovani ti trovi già rispetto a qualcuno che non parte dal settore giovanile e va ad allenare la prima squadra ha qualche problema. Benissimo, ringraziamo quindi Roberto Aiello, mister dell'Atletico Catania, ringraziamo anche Cristiano Conti, sempre dell'Atletico Catania, difensore, ex attaccante. Un in bocca al lupo per la stagione, un in bocca al lupo anche a mister Aiello. Salutiamo anche Alessio Di Mauro, che comunque ritornerà poi più tardi per il taglio del panettone natalizio di penalty. Ok? A dopo. E adesso andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. A fra poco. Tra pochissimo. La trasmissione Penalty ogni domenica sera in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19, siamo in replica dopo le 23 e siamo anche in replica nella mattinata del lunedì, così come siamo in replica anche nella giornata del lunedì in moltissime TV della Sicilia che ripetono, devo dire con grande disponibilità, il programma prodotto da Play Village. Allora, cara Giada, adesso dobbiamo salutare il nostro computer vivente che è Luca Aloisi, lo possiamo già inquadrare perché è prontissimo, ciao Luca. Buonasera a tutti. È prontissimo per parlare del campionato di prima categoria, però prima di parlare del campionato di prima categoria devo salutare il nuovo ospite che è venuto a trovarci qui a Penalty, anche se non parliamo di promozione. Parleremo anche di promozione indubbiamente, ma parleremo anche di una cosa importante che riguarda il settore giovanile per un torneo importante che ci sarà prossimamente a Mascalucia. Parliamo di Fabio Cantarella che è il vicepresidente del Città di Mascalucia. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Il torneo si svolgerà per il giorno della Befana. Sì, giorno 3 nel pomeriggio faremo un torneo che è dedicato ai giovanissimi e agli allievi. Giocheranno contemporaneamente le due categorie, i giovanissimi al palazzetto e gli allievi nel campo A11, e come ogni anno nel corso della manifestazione raccoglieremo dei fondi in favore, e questo è importante, in favore della famiglia del piccolo Mattia Salamone che fin dalla nascita lotta ha un grave con un grave problema. Quindi non è proprio il giorno dell'Epifania, sarà giorno 3 allora. Giorno 3, Vabbè, siamo in atmosfera natalizia, Capodanno, Epifania, insomma
un grande agglomerato di feste. È un evento che noi organizziamo in occasione delle festività natalizie. Oggi è andata male. È andata male perché la sconfitta a tempo quasi scaduto pesa. Parliamo del Città di Mascologia che ha perso una partita che insomma sembrava alla portata. Che è successo, vicepresidente? È successo che paghiamo, diciamo, ancora il fatto di essere inesperti, no? Abbiamo poca esperienza per la categoria. È la seconda giornata consecutiva che perdiamo, ritengo senza meritarlo. In questa occasione la sconfitta è maturata oltre il 90esimo, avevamo giocato una buona gara, però abbiamo capito che la differenza fra la prima categoria e la promozione esiste. D'altra parte voi siete stati anche ripescati, è stata quasi un'improvvisazione. Certo. Non eravamo pronti per affrontare un campionato così però importante. so che vi state organizzando. Sì. Parleremo anche di questa campagna acquisti che avete fatto in prospettiva perché volete salvare questa categoria. Sì, abbiamo cambiato mister e 8 innesti. Avete cambiato mister 2 volte poi praticamente. Vabbè. Parleremo anche di questa cosa qui. Luca, sei pronto per parlare dei campionati di prima categoria? Come al solito abbiamo delle schermate con i gironi che trattiamo in prima persona e altre invece soltanto così per fare un'idea, un punto della situazione. A te Luca. Cominciamo dai gironi con le schermate, con il girone A. Il girone A che ha vissuto una settimana importante perché il Favignana nel recupero di mercoledì ha vinto per 2-0 a Marsala con la Borgata Terrenove, agganciando il Castellammare in testa alla classifica. E oggi lo ha staccato perché il Favignana ha vinto ieri 3-2 nell'anticipo contro il Fulgatore, mentre il Castellammare è stato sconfitto per 1-0 a Palermo dalla Stella d'Oriente ed ora i punti di distacco sono 3. Non ne approfitta nemmeno l'Isola delle Femmine che si fa bloccare dal Calatafimi per 0-0 e quindi rimane anch'essa a -3 dalla vetta, mentre torna dalla vittoria il Borgata Terrenove che si impone 1-0 ad Erice. È importante anche il successo del Lampedusa 2-1 sul Bonaggio Sant'Andrea con la squadra isolana che in caso di vittoria contro il Calatafimi nella gara da recuperare potrebbe ambire anche ad una posizione playoff. Per quanto riguarda invece il girone D? Sì, nel girone D continua il duello in testa alla classifica tra lo Sporting Tormina e il Ghibellina. Lo Sporting Tormina si sbarazza senza troppi problemi della Mediterranea Nizza 3-0, mentre il Ghibellina vince sul campo della Messana 2-1 nella partita più interessante della giornata. Così rimane uno solo il punto di vantaggio dello Sporting. Si stacca invece il Santa Teresa che viene bloccato sull'1-1 nel campo del Milo e vede avvicinarsi alla terza posizione il Furci che si impone per 2-1 sulla Promende. Milo che con questo pareggio rimane in quinta posizione ma a -11 dalla Ghibellina seconda e quindi in questo momento non farebbe i playoff. Sarebbe contento comunque insomma che questi playoff diventassero realtà il nostro Dario Giuffrida, lo diciamo pure perché abbiamo un tifoso del Milo all'interno della redazione. Parliamo adesso del girone E, che è molto catanese. Sì, il girone E vede la capolista Realaci confermarsi ancora, vittoria secca 3-0 sull'Ineri Mister Bianco e così vengono mantenuti 6 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara. Atletico Pedara che nell'anticipo del sabato aveva travolto con 5 reti il Città di Maletto. In terza posizione rimane il Lineri Mister Bianco nonostante la sconfitta, mentre il Gravina vince 2-0 a Bronte e lo scavalca in quarta posizione. Risalgono fino alla quinta posizione il Tre Castagni, 2-0 a Biancavilla contro la Cometa e anche il Real Paternò che batte 3-1 il San Giovanni La Punta. Per quanto riguarda invece il girone F, parliamo della zona siracusana, vedo che la conferma della San Michelese arriva puntuale. Sì, la San Michelese ha vissuto una giornata importante perché ha superato un importante esame di maturità, quello sul campo del Carlentini, vincendo per 2-0 ed allungando sull'avversario perché la Barrese, seconda in classifica, è stata sconfitta sul campo dello Sporting Barriera per 3-2, così ora è lo Sporting Barriera a ritrovarsi in seconda posizione ma a -5 dalla vetta. Non approfitta invece della sconfitta della Barrese la Massimiliana che pareggia 0-0 nel derby tutto catanese contro il Picanello e rimane così in quarta posizione, mentre per quanto riguarda la lotta playoff viene sconfitto anche l'Atletico Militello che perde per 2-0 a Radusa contro la Sanconitana. Nel girone H, parliamo del girone che riguarda la provincia di Caltanissetta ad Agrigento, abbiamo un po' di confusione in vetta. Sì, con le due squadre di Racalmuto che rimangono un po' avanti rispetto alle avversarie. La Libertas passeggia a Canicattì 6-2 sul Città di Canicattì, mentre lo Sporting vince per 3-1 sul Prizzi. A 2 punti di distacco l'Accademia Empedoclina che batte per 2-1 il Cattolica Eraclea, mentre in quarta posizione il Casteltermini che vince 2-0 sul Milena.
Alla ripresa del campionato, il 6 gennaio, è importante la sfida tra l'Accademia Empedoclina e la Libertas Ragalmuto, quindi molto importante per la vetta, con lo Sporting che ne potrebbe approfittare. Altri 3 gironi per quanto riguarda il campionato di prima categoria, parliamo del girone B. Girone palermitano. Il girone palermitano che vedeva lo scontro al vertice tra la capolista Ciminna e la vice capolista Città di Casteldaccia, separate di una sola lunghezza prima di questa gara. La gara è stata vinta dai padroni di casa per 1-0 e così il Ciminna allunga a 4 punti di vantaggio sul Casteldaccia. Però non molla l'Acque Dolcese che, vincendo per 1-0 a Termini Imerese, rimane da sola al secondo posto a -1 dalla vetta. Nella sfida playoff tra Castelbuonese e Campofelice vince 4-1 la Castelbuonese, che scavalca il Campofelice in quarta posizione, e così il Campofelice viene ora messo ha solo un punto di vantaggio sulla Stefanese, che batte 2-0 il Rangers Palermo. Passando al girone C, è un girone dove ci sono molte sorprese, infatti perdono entrambe le capoliste. La Futura Brolo viene sconfitta 2-0 sul campo del Longi, mentre il Sinagra viene sconfitto 2-1 a San Piero Piatti dall'Iniziativa. Vengono agganciate in vetta dalla Sant'Angiolese che però nemmeno lei è riuscita a vincere, è andata a pareggiare per 0-0 contro il San Basilio. A questo punto vediamo l'Aquila Bafia che batte 2-1 il Valle del Mela e così si porta a -2 dalla vetta, mentre l'Iniziativa è a -1, in pratica 5 squadre nel giro di soli 2 punti. Mentre infine nel girone G, il girone Ragusano. Sì, il girone Ragusano, il campionato si riapre perché la capolista Marina di Ragusa viene sconfitta sul campo dello Sporting Priolo e ora tra le due squadre ci sono solamente 2 punti di vantaggio per il Marina di Ragusa. Ne approfitta anche il Canicattini che vince 3-1 a Noto con la Netina e si porta a -3 dalla vetta, mentre in zona playoff è importante la vittoria della New Team Ragusa che si impone per 2-0 sulla Nuova Camarinense, e infine il Perscicli batte per 1-0 lo Sporting Eubea e lo scavalca lasciandogli l'ultima posizione in classifica. Ti ringrazio Luca Lovisi, come al solito preparatissimo. La situazione a Mascalucia è un po' ingarbugliata per quanto riguarda la classifica, però si è parlato proprio fuori diretta di una squadra che insomma sta cercando di recuperare il tempo perso con l'acquisto anche di un paio di giocatori. Vogliamo fare qualche nome anche per capire bene dove a questo punto il Città di Mascalucia vuole arrivare? Io credo intanto a salvare la categoria. Vorremmo salvarla peraltro senza fare i play-out, ma appunto... la strada in salita però, una salvezza serena vorremmo raggiungere. Proprio per questo la società ha fatto uno sforzo importante in questi giorni, a parte il nuovo mister Alfio Contarino, che è un mister di categoria, un mister importante. Abbiamo anche fatto degli acquisti significativi che do un'occhiata per non saltarne nessuno. Anche perché sono parecchi, avete cambiato un po' ben 8. Abbiamo preso 2 centrali difensivi, Giuffrida che ha militato anche nell'Atletico Catania in eccellenza, e anche Leonardi con lui, poi Rosignolo che è un esterno di centrocampo che ha fatto anche la promozione con l'Enna, Maccarrone che è una punta che ha giocato nel Battiati in promozione, Ilardo che è un'altra punta che oggi ha anche esordito, che ha fatto la promozione col Giarre, Spampinato che è un altro difensore classe 96 che fa la rappresentativa con gli allievi. Oh bene, quindi qualche giovane qualche giovane innesto è fondamentale. Questo è fondamentale. Poi Papaserio che è un esterno che ha fatto la promozione col Santa Venerina, e infine l'ultimo acquisto che è Sirna che è un centrocampista, ha fatto anche lui la promozione. Però, Fabio, mi permetta però, voi avete anche un bel settore giovanile sul quale voi state puntando, sottolineiamola questa cosa, non perché prendete insomma giovani da altre categorie o da altre società, sottolineiamo anche la vostra organizzazione anche a livello giovanile. Noi abbiamo non solo un bel settore giovanile come dice lei, ma anche una scuola calcio adesso è collegata con dei preparatori di esperienza, anche persone che hanno fatto la storia del mondo del calcio a Mascalucia e dintorni, Pippetto Fichera, Turi Di Stefano, un altro grande allenatore, persone che sono straordinarie non solo sotto l'aspetto sportivo ma anche dei valori umani, sono uomini che trasmettono ogni giorno a questi ragazzi qualcosa di importante. L'amministrazione non vi sta dando una grandissima mano d'aiuto, ho l'impressione, perché so che in questo momento c'è una fase di commissariato, no? Sì. C'è un commissario in questo momento perché il sindaco si dimise per candidarsi alle elezioni regionali, però devo dire che il commissario è un uomo di sport. È importante questo, perché sennò poi dopo si rischia di fare sport senza avere il supporto delle amministrazioni, non tanto economicamente ma anche dal punto di vista logistico. Certo. No? Le strutture sportive sono fondamentali. Diciamo che
sono forse la spesa più importante, sono gli oneri che noi versiamo al comune per la gestione per esempio dell'impianto, no? Che tra l'altro è un piccolo gioiellino però, no? Da quando è diventato in erba sintetica. Per una piccola società come la nostra, che è una società giovane, è una spesa enorme veramente. La realtà di Mascolucia però è una realtà che secondo me va bene per il campionato di promozione, di eccellenza. Non penso che sia necessario un investimento esagerato per categorie superiori, perché poi alla fine il bacino è quello, no? Sì, ma peraltro noi veniamo da una storia, noi in Mascalucia arrivò alla C2, ricordiamolo, quello di... quando poi ci fu la fusione con l'Atletico Catania. Sì. Però poi la squadra scomparì, noi ne fondammo una nuova e nel giro di 5 anni siamo passati dalla terza categoria adesso. Ma non c'è la presunzione di arrivare nei professionisti però? Il presidente Spina lo dice che il suo obiettivo finale è questo, è quello, però diciamo che è un sogno in questo momento. Io no? credo che comunque la politica dei piccoli passi poi fa respirare bene. Peraltro no? abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire passare dalla prima categoria alla promozione. Infatti, quindi non immagini poi dalle altre categorie non che pensavamo ci fosse questo salto enorme di qualità tecnica veramente. E questo è importante, però io credo che se esiste un gruppo, esiste una società, esiste un obiettivo, alla fine i risultati arrivano con l'innesto di nuovi atleti, con l'innesto anche di tanta energia, insomma può arrivare qualcosa di positivo. Anche l'esperienza gioca un ruolo fondamentale, certo, no? certo. Magari le prime partite eravamo un po' emozionati forse. Vabbè, succede. L'emozione spesso gioca brutti scherzi. È vero. Allora, vogliamo ricordare per chiudere questo appuntamento importante di settore giovanile, ecco, magari la locandina possiamo inquadrarla. Evento che è un torneo assolutamente gratuito, nel senso che si può assistere aperto al pubblico. Allievi e Pulcini, in contemporanea il campo di calcio a 11 al palazzetto dello sport e poi la raccolta fondi per Mattia, che è un ragazzo che fin dalla nascita è affetto da una grave patologia, però quindi un aiuto, la sua causa è ogni anno serve tantissimo. Secondo me è la terza edizione? Sì, siamo alla terza edizione, quindi vuol dire che può diventare, lo è già, un appuntamento di solidarietà importante. Sì, benissimo. Vicepresidente Fabio Cantarella, noi siamo stati contenti di ospitarla, anche perché insomma l'iniziativa è lodevole. Abbiamo parlato di questo ennesimo cambio all'interno del Mascolucia, sperando che questa volta sia quello giusto. Speriamo che il 2013 ci restituisca quello che il 2012 ci ha tolto. Ma io credo un po' di fortuna. Perché la volontà è quella, insomma, quindi bisogna per forza fare fede a questo. Un in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi il lupo e grazie per avermi ospitato qui. Ci mancherebbe, sempre contenti quando si tratta anche e soprattutto di solidarietà. Nel frattempo salutiamo, anche se per un paio di minuti, il nostro Luca Loisi, perché lo rivedremo anche lui nella parte finale del programma con il taglio del panettone natalizio. E che facciamo adesso? E adesso pubblicità. A tra poco. Parte finale della nostra trasmissione, vogliamo ricordare che come al solito nella parte conclusiva del nostro programma ci sarà la solita finestra dedicata al calcio di Serie A con il Catania che ha perso a Pescara e con il Palermo che ha perso in casa con la Fiorentina. In postazione internet adesso è arrivato Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ciao Ettore, parliamo ciao a tutti. Di seconda categoria, no? Esatto. Con te. E quando parliamo di seconda categoria finalmente ospitiamo anche qualche dirigente di seconda categoria, perché questa comunque è una categoria che va seguita, anche se è l'ultima quasi ufficiale, insomma, del movimento calcistico. Parliamo con il presidente dell'Atletico Librino, Salvo Ponticello. Buonasera Presidente. Seconda categoria, insomma, si soffre in seconda categoria. Poco budget, campi che lasciano a desiderare, arbitri che sicuramente non vi aiutano tantissimo. Infatti. E insomma ogni domenica una battaglia. Sì. Voi come vi state comportando quest'anno? Ma noi siete messi bene? Abbastanza bene, siamo secondi. Purtroppo il mese di dicembre per noi è una bestia nera. Perché perdiamo sempre punti come l'anno scorso. Vabbè, però poi dopo a gennaio riprendete. Poi a gennaio riprendiamo. Giocate a Librino? No, giochiamo noi a Nesimo. A Nesimo, Comunale di Nesimo. Quel comunale di Nesima che credo necessita assolutamente una sistemazione, perché sicuramente in condizioni pietose. Sì, ma anche c'è il discorso della tribuna che non si capisce il motivo. Perché... Ma fino a quando il problema rimane la tribuna ci può anche stare, soprattutto in queste categorie. Il problema è un terreno di gioco vergognoso. Sì. Io lo dico perché non ho niente da nascondere e credo che anche tutte le società che giocano in quella struttura è un campo assolutamente vergognoso, fatiscente, pericolosissimo, perché
insomma, insidie di infortuni notevoli per tutti i giocatori, arbitro compreso, panchine che non esistono, insomma è veramente in condizioni pietose. È impensabile nel 2013 che insomma il movimento calcistico debba vivere una realtà come il campo di Nesima. Purtroppo Mi sono sfocato per voi. La ringrazio. No, perché credo che sia fondamentale. Vi allenate pure lì? Sì, ci alleniamo quindi pure. con doppio sacrificio. Sì. Dario, perdonami se mi sono impegnato a portare avanti questa protesta. Ti perdono. Vabbè. Benissimo. Parliamo dei gironi di seconda categoria. Sì, allora cominciamo come al solito dal girone A, il girone del Trapanese e del Palermitano. Cominciamo con Lazio Roma, che non si ferma e si fa anche un bel regalo di Natale rifilando il pokerissimo al malcapitato Pallavicino, che è anche la quarta in classifica. Quindi uno 0-5 senza storia. C'è l'Atletico Trinacre che invece vince e resta a -4 alla prima tenendo il ritmo. Ottima chiusura di anno anche per il Pro Mazzara, ultimo, che vince contro il Renzolo Piccolo di Terrasini e aggancia il penultimo posto. Nel girone F, parliamo del girone messinese, in vetta insomma rimane il Giardini, però Calatabbiano e Letojanni sono lì. Sono lì, ma tra l'altro questa è stata una settimana di novità per il Calatabbiano, perché è stato esonerato il mister Don Zuso e a lui è succeduto Massimo Scrivano. L'esordio è stato molto positivo con il Calatabbiano che si è imposto 6-0 contro l'Atletico Taormina. C'è anche un cambio in casa Giardini Naxos, è arrivato Luciano Maresca. Qui i risultati non sono stati così soddisfacenti. C'è cambio di allenatore? Esatto. Con la squadra in prima in classifica? Il Calatabbiano ha cambiato con la squadra -1 dalla vetta, anche perché aveva un po' rallentato, poi le dinamiche ovviamente non le conosciamo. Inviteremo Massimo Scrivano, che insomma è stato ospite anche l'anno scorso e che ho avuto anche la fortuna di allenare. Vai. Il Giardini ha cambiato pure, però ha perso, seppur non demeritando, contro lo Sparagonà. In vetta resta sempre lo Sporting Giardini con un punto di vantaggio proprio sul Calatabbiano e sul Letojanni, che stanno a 25 punti contro i 26 dello Sporting Club. Nel girone G invece l'Aci Bonaccorsi è stato raggiunto dal Tremestieri a questo punto in classifica, sì, al primo posto. È un viaggio che Aci Bonaccorsi e Tremestieri insistono nel fare assieme. Il primo, l'Aci Bonaccorsi, vince addirittura 2-5 ad Aci Platani, mentre il Tremestieri ha battuto il Sant'Alfio 4-1. Perde il passo alla Russo Sebastiano, che poteva anche approfittare di questa giornata, e pareggia con il Canalicchio scendendo a -5 dalla vetta. Nel girone H, e qui abbiamo anche il presidente, credo che il mister Bianco guida in maniera importante questo girone, ma le altre comunque non mollano, cioè volendo al primo passo falso del mister Bianco potrebbe rientrare ancora in gioco la possibilità di vincere il girone. Sì, esatto, devo dire che l'Atletico Librino oggi ha perso un'occasione e gli è anche andata bene, tra virgolette, perché poteva accorciare sulla prima, sull'NBI mister Bianco, ma è anche vero che dietro il Floridi e lo Sporting San Paolo non ne hanno approfittato, pareggiando a loro volta, restando a 23 e 22 punti, quindi rispettivamente a -2 e a -3 dalla seconda posizione. In coda bene l'Atletico Francofonte, che trova una vittoria importantissima, che fa morale per chiudere l'anno e che lo avvicina alla penultima piazza, che è occupata dalla Scordienza, che è stato proprio l'avversario battuto in trasferta quest'oggi. Abbiamo il presidente qua dell'Atletico Librino, sfruttiamo questa possibilità e conosciamo nel dettaglio questo girone. A te, Dario. Allora, abbiamo appena parlato appunto del girone H, dove l'Atletico Librino, presidente, era partito molto bene, e poi appunto, come ha detto lei, c'è stata questa pausa tra la fine di novembre e adesso praticamente questa giornata. Ma per quest'anno ci pesano le assenze, addirittura oggi mancavano 9 titolari, perché fra lavoro, infortunati e squalifiche. Quindi magari è il mese, non so, ripeto, la bestia nera, però oggi è una partita strana, 2 volte in vantaggio, poi addirittura perdavamo, poi nel finale abbiamo pareggiato. È un mese dove magari si soffre. Il lavoro, purtroppo mancano dei ragazzi per problemi di lavoro, quindi... D'altra parte qua parliamo di assoluto dilettantismo, sì, infatti, puro dilettantismo. Infatti. Puro dilettantismo. Chi è il vostro mister? Giuseppe Maugeri. Giuseppe Maugeri. Lo stesso dell'anno scorso, che
vi ha portato in seconda, quindi categoria. voi siete una matricola. Sì, allora sì, ben accetto questo secondo posto, Sì, Presidente. sì, cioè, ci È mancherebbe. un ottimo risultato anche perché è un girone molto combattuto. Sì, infatti ho visto. Io volevo chiedere al Presidente se appunto per sopperire a queste mancanze che poi a dicembre hanno avuto il loro esploit sul mercato magari si muoverà qualcosa nelle prossime settimane. No, è arrivato dalla scommettendo Inco, però per il resto non pensiamo di... Questo che ci mister saranno Bianco, come lo vedete? Abbordabile oppure è una buona va squadra, bene così? è una buona squadra, penso che noi siamo all'altezza di Nello poter... scontro diretto cosa è successo? All'andata 0-0. Quindi al ritorno... Fra 2 settimane vengono loro ammessi. Bene, e il problema è che siete nel periodo di rientro di festività, quindi Sì. si rischia un po' di Purtroppo. avere qualche problema. Lo scherzo del panettone. Lo scherzo del Ci panettone. può essere. Spesso e volentieri il panettone fa esonerare i mister, in questo caso dovrebbe essere No. esonerato tutta la squadra se non va bene. No, bravi tutti i ragazzi, Bravi tutti i ragazzi. anche le riserve, diciamo i sostituti oggi sono stati all'altezza veramente questo è importante, della questo è situazione. importante. Dario, per chiudere il puro dilettantismo abbiamo la solita finestra dedicata al Siracusa della terza categoria. Sì, prima ancora abbiamo una citazione per il girone L dell'Agrigentino dove c'è stato il big match tra Milocca e Ioppolo, prima e seconda in classifica, 0-0, occasione persa per la Ioppolo e resta a -4, ne approfitta il Comunità Frontiera che vince e si porta a -3 punti dalla seconda, quindi un campionato che entra nel vivo per quanto riguarda il girone L. C'è anche il Santa Caterina da citare perché grazie anche ai recuperi infrasettimanali ha guadagnato 6 punti e quindi si porta al quinto posto. Questo è importante, questo è importante. Bene, abbiamo quindi chiuso anche la parentesi della seconda? Sì, con la seconda abbiamo chiuso, c'è il Siracusa. Sì, c'è il Siracusa, dimmi. Il Siracusa che chiude l'anno in maniera splendida perché veniva da 2 partite, un pareggio e una sconfitta molto criticate, vince 5-0 contro la Solarinese che è anche una delle avversarie dirette, quindi recupera la terza posizione, in testa però restano il Real Belvedere e il Sicilia Nostra a +2. Citazione anche per l'Atletico Leonzio che torna alla vittoria e lascia diciamo, il fondo della classifica. Situazione ovviamente da migliorare sia per gli Aretusei che non si possono di certo accontentare di un terzo posto che per l'Atletico Leonzio deve far rivivere i fasti che furono della Leonzio. Un po' di difficoltà ci sono partendo da quella posizione bassa della classifica. Assolutamente, però, ma poi ci sono squadre che sono attrezzate e gli ostacoli, ad esempio il Siracusa non li ha trovati solo col Sicilia Nostra, ma anche ad esempio con il Portopalo, che sicuramente non è una delle squadre favorite per perché quando arriva il Siracusa insomma si rischia di subire il blasone, quindi automaticamente si scende in campo nei confronti della squadra retusea in maniera molto più determinata. Facendo la cosiddetta partita della vita. Perfetto, è vero, è vero. Presidente, per chiudere, intanto la ringraziamo per essere venuto qui con noi, ma l'obiettivo non l'abbiamo detto ancora. A questo punto, guardando la classifica, questo secondo posto fa pensare insomma, a un pensierino verso i playoff. Certo, l'obiettivo sono i playoff. Quindi poi se vinciamo il campionato ben venga. Però voglio dire, se arriva anche attraverso i playoff come l'anno scorso, sì. Va benissimo. Basta chi arriva. Però non ci dimentichiamo il solito discorso, quando poi si va in prima categoria ci vogliono insomma strutture, budget economico un po' più solido, perché sennò poi si rischia di falsare un campionato e di andare insomma indietro anziché andare avanti. Settore giovanile? Per quest'anno no. Prossimo anno, a parte che è obbligatorio. L'anno prossimo sì, faremo qualcosa anche per il Librino. Anche se poi c'è il problema del campo, no? Dopo si rischia di avere qualche difficoltà per racimolare il campo il pomeriggio, per allenare i ragazzini. Sì. E quindi anche questo può essere anche un problema. Sarà un altro problema in più. Vabbè, andiamo piano piano, perché sennò poi se li mettiamo tutti insieme i problemi rischiamo solo di far confusione. Infatti. Benissimo, allora in bocca al lupo per la stagione e magari chissà, un ritorno qui a penalty con una bellissima promozione. Molto volentieri, grazie. Senza nulla togliere agli altri, perché c'è insomma una questione di correttezza, noi facciamo il tifo per tutti, però insomma in modo particolare quando vengono a trovarci noi lo auguriamo. Sicuramente. Dario, sei pronto? Perché tra poco ci dobbiamo immergere nel calcio che conta, tra virgolette. Esatto, parliamo di Palermo e Catania, 2 risultati però non soddisfacenti, 2 sconfitte. Benissimo, allora salutiamo anche Giada, anche se tra pochissimo la rivedremo per il taglio. Quindi un saluto breve e poi saluto meglio dopo. Benissimo, allora può partire già direttamente la sigletta del calcio che conta, si fa per dire, quello della Serie A, del Catania e del Palermo.
Eccoci rientrati, allora parliamo del Catania e parliamo anche del Palermo. Il Catania ha giocato venerdì, è andato male perché ha perso anche in maniera forse presuntuosa, ha perso 2-1 a Pescara, mentre il Palermo insomma è stato surclassato in casa addirittura da una Fiorentina che probabilmente a questo punto si candida direttamente per la Champions League, diciamolo pure. Sì, ormai i risultati parlano per la squadra di Vincenzo Montella, terza in classifica, ha agganciato l'Inter, tra l'altro giocava anche con il vantaggio di sapere che l'Inter era stata stoppata in casa dal Genoa e ovviamente è scesa in campo con quella grinta in più che gli ha permesso di fare la partita al Barbera. È stata una gara nel segno di Jovetic. Infatti è già partita anche insomma, la clip che riassume questa sconfitta. È stata anche un po' la partita soprattutto di Toni, no? Che sì, non so perché aveva quell'arma in più in questa partita. Sembrava avere il dente avvelenato, è stata la partita dell'ex in un certo senso, anche se poi non ha realizzato nessuna delle 3 reti. Il Palermo è partito male. E del resto in casa ha avuto sempre un rendimento piuttosto positivo, sebbene la stagione sia quella sbagliata. Ieri invece è stata una squadra inconsistente e che evidenzia limiti pericolosissimi sia dietro ma anche avanti, dove senza Miccoli non ci sono delle vere e proprie alternative. I rigori mi sono sembrati netti comunque. I rigori c'erano e hanno semplicemente sottolineato appunto lo stato di salute del Palermo. Vediamo uno splendido cucchiaio di Jovetic. Il cucchiaio che però gli ha impedito di battere il terzo calcio di rigore perché Montella volutamente non gliel'ha fatto battere perché ha avuto paura che insomma lui ripetesse questo gesto tecnico e quindi con la possibilità di sbagliarlo. Esatto, e non è una precauzione da poco perché abbiamo visto nel posticipo di ieri tra Milan e Roma, tra Roma e Milan scusate, la Roma vinceva 4-0 a pochi minuti alla fine, si è distratta e il Milan ne ha fatti 2, quindi i vantaggi vanno la Serie A anche questa, la Serie A anche questa e i vantaggi vanno difesi. Questo per quanto riguarda la squadra di Gasperini che si affaccia al mercato invernale ovviamente con la speranza di trovare il colpaccio perché Gasperini durante la partita ha cercato anche di capovolgere la situazione tattica. Però alla fine quello è il materiale umano. Un fantasista non è arrivato nessun gol. Mentre invece il gol purtroppo è arrivato all'ultimo istante, anzi a tempo scaduto, al 95esimo, il gol che ha permesso al Pescara di battere il Catania di Maran, un Catania un po' distratto, un po' presuntuoso, avrebbe potuto fare secondo me molto di più, era andato sotto di un gol, aveva pareggiato con una gran botta di Barrientos e poi dopo nel finale c'è stato questo gol della vita direi di Togni che ha permesso anche a piangere, alla squadra abruzzese di battere praticamente il Catania. Sì. È stata una partita strana perché il Catania l'ha giocata anche bene nei primi minuti, è stato il palo di assolutamente Castro. un assedio, vediamo il palo di Castro, abbiamo visto tante altre occasioni targate Gomez, Barrientos, tra l'altro Maran si era presentato con questo tridente, con il falso 9, con Castro doveva fare una sorta di centravanti camuffato e aveva anche funzionato. Il problema è che al Catania è mancata la virtù che abbiamo decantato in tutte queste giornate. Questo è il gol dell'1-0 abbiamo visto. Esatto, abbiamo visto il gol dell'1-0 e ripeto, il Catania dopo aver pareggiato con Barrientos, abbiamo visto appunto il gol del pari, ha mancato di cinismo, non è riuscita ad arrivare in porta con quella concretezza che gli garantisce magari Berghessio e alla fine il Pescara è uscito negli episodi perché la punizione di Togni è veramente il gol della domenica, non solo perché vale 3 punti ma anche per la bellezza, seppur in collaborazione con Andújar che si è fatto trovare un po' impreparato. Si è fatto trovare un'altra volta impreparato, peccato perché sotto questo punto di vista avrebbe potuto insomma in un certo senso il Catania portare a casa un punto che avrebbe fatto ulteriore classifica, certo, no? Certo, avrebbe fatto classifica, ma addirittura il Catania avesse avuto un po' più di concretezza avrebbe potuto strapparne 3 perché la prestazione c'è stata tutta. Adesso vediamo questa punizione splendida di Togni che tra l'altro, ripeto, dopo questa esecuzione si è messo a piangere, stiamo vedendo le immagini, il suo primo gol in Serie A, tra l'altro decisivo. Catania che comunque finisce questo 2012 con una classifica più che convincente. Abbordabile, dobbiamo essere soddisfatti. Una classifica ottima, però è anche vero che nel mercato di gennaio qualcosa dovrà essere fatto perché è dimostrato come questa squadra senza Berghessio non è più il Catania che siamo abituati a vedere. Abbiamo chiuso quindi anche questa parentesi dedicata al calcio Catania, al Palermo, sperando che queste 2 sconfitte possono insomma essere di buon auspicio per il ritorno in campo il 6, domenica 6. Esatto, quest'anno c'è una pausa più breve per le squadre di Serie A e credo che questo sia giustissimo. Noi ci vedremo tra pochissimo perché c'è il
saluto finale nella puntata di oggi di Penalty, la puntata quasi natalizia, dicevo, perché non siamo ancora a Natale, però qui l'atmosfera ormai è natalizia. A tra poco. Ed ecco, con questo primo piano del nostro Pandoro Panettone ci congediamo per questa puntata quasi natalizia. Vedo che il gruppo si è ricompattato, abbiamo anche Ivan Iacobello che è ritornato con noi, lui fa parte della redazione, così come fanno parte della redazione chiaramente tutti gli altri, Alessio Di Mauro, Carmelo Puglisi, Dario Giuffrida, Luca Maugeri, Salvo Angemi che oggi non è stato in possessione internet, lo sappiamo perché volevi mangiare tutto il panettone prima. E poi la nostra Giada, manca Lorena che come abbiamo detto era impegnata in questa parte finale della trasmissione, l'abbiamo salutata invece all'inizio. Allora ragazzi, abbiamo sì e no 120-130 secondi, non di più, dobbiamo essere stretti, quindi un augurio singolo da parte di tutti. Vai Alessio. Tanti auguri di buon Natale e che porti bene a tutte le squadre sportive e tutti gli sportivi siciliani. Benissimo. Ivan Iacobello. Auguri di buon Natale a tutti i telespettatori, coloro che ci seguono, e un augurio particolare al Presidente del San Gregorio che è stato male. Ah, benissimo, allora il nostro augurio è ancora doppio. Carmelo Puglisi invece. Mi ripeto, buon Natale e felice 2013 a tutti gli appassionati di calcio, a tutti i livelli. E ce ne sono tantissimi. Tutti. E ce ne sono tantissimi. Ce l'ho, dovrei avercelo. Dovresti essere microfonato, sì. Dario, allora, auguri Dario a tutti gli sportivi che ci seguono e soprattutto Forza Milo, ricordatelo, questa è la parola chiave del 2013. Anche a Natale. Anche a Natale. Passiamo il microfono invece a Luca Loisi. Auguri a tutti di buon Natale ed un felice anno nuovo e a tutti i nostri telespettatori che ci seguono ogni domenica. E auguri anche alla nipotina che è nata in quest'ultimo periodo. Benissimo, se non lo faccio io vabbè. Invece Salvo Angemi, Salvo. Ovviamente tanti auguroni di buon Natale, di un felice anno nuovo che possa portare finalmente anche un po' di risanamento per le casse e per tutto il calcio siciliano, gli sportivi siciliani che la domenica fremono, tifano per la propria squadra e insomma sperano che sia sempre in ottima salute. Sì, ma ci devi promettere una cosa importante per il prossimo anno. Che mi taglierò i capelli. Che ti tagli i capelli. Li sistemerò, ecco, arriviamo a un compromesso. Ragazzi, per favore, convincetelo anche voi perché non mi sembra il caso. Ma è bello così, è bello così. È bello così, benissimo. Sì, Dario mi dice che sembra un leonino quando... Benissimo, io nel frattempo sto cercando di aprire la solita bottiglia di spumante. Nel mentre faccio gli auguri. Beh, sicuramente avrai parenti, amici, cugine, sorelle. Innanzitutto un buon Natale davvero di cuore a voi tutti che ci avete ascoltato in tutte queste domeniche e poi un augurio speciale ovviamente alla mia famiglia, ma soprattutto ad una persona speciale e quindi buon Natale amore. Va bene, abbiamo capito che parli della tua dolce metà. Benissimo, io colgo l'occasione anche chiaramente per salutare tutto lo staff tecnico, dal nostro regista, dal nostro cameraman, dal segretario di produzione Marco, insomma da tantissima altra gente che non compare in diretta ma che dietro le quinte insomma lavora tantissimo, anche Alessandro Famà che è un ragazzo che lavora appunto all'interno della nostra redazione. Io sono pronto quasi per lo spumante, vediamo un pochettino se porta bene anche in prospettiva 2013, vediamo un pochettino se stappo bene la bottiglia. Questa volta è andata bene. Benissimo, allora mentre io verso questo spumante dico soltanto che sia un anno di pace quello che insomma ci apprestiamo a vivere tutti, un anno anche, perché no, di successo di Penalty e che dire, buona festività, ci rivedremo giorno 6 con la nuova puntata di Penalty, ma vi ricordo pure che giorno 30, cioè domenica prossima, rivedrete il meglio di Sport Story all'interno della trasmissione Penalty. Arrivederci a tutti e vi lasciamo con il video realizzato da tutti noi di Penalty. Buon Natale, arrivederci. Auguri ancora. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock.
gliding in a one-horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock.